cominciare noi, è inutile bofonchiare, blaterare, far pugliare i politici. I politici hanno solo l'importanza che si danno, ma siamo noi quelli, anche noi. Come fa un bambino, quel bambino lì, mi piace perché ce l'ho qui davanti, come fa un bambino a non crescere razzista, no? A 3, 4, 5 anni, un bambino lì che ascolta il papà, guardano la TV, la partita di calcio e sente il papà che dice sporco negro a Balotelli durante una partita in TV. Quel bambino lì, che ha riferimento pilastro del padre, gli dirà: i negri sono sporchi e vanno picchiati, siamo responsabili, mica storie. Noi siamo come volpi sulla neve. Inutile scrivere libri, il libro lo si scrive camminando tutti i giorni, facendo, comportandosi. Anch'io ho colpe, assolutamente ne ho, e non mi pento di quello che ho bevuto, non mi pento, però mi pento di aver indotto giovani a seguire il mio esempio, ma non perché avessi detto loro bevete. Venivano lì e diceva: se ce l'ha fatta Mauro, cosa bevi? Vino, come quel duro, no? Il pagliaccio, l'idiota, il fragile. Però questi ragazzi mi imitavano e adesso mi hanno fatto un po' la derisione, perché non sei più quello. No, non sono più quello. Quante volte io venivo giù dalle cime d'inverno, mi sarei bevuto una cioccolata calda. Mi piacerebbe ancora bere una fiasca, sia chiaro. No, non so mica pentito, io non lo so, i pentiti non mi interessano, non mi sopporto. Il desiderio di bermi un catino di raboso ce l'ho subito, però tengo duro, ma dovevo farlo anche come esempio. Per cui non veniamo a lamentarci con le scuole, che sono colpa, siamo noi, la casa, la famiglia. È importantissimo, perché se tuo figlio sente il papà che vuole il Rolex da 60.000 euro, vorrà il Rolex, se la vita poi non gli permetterà di avere il Rolex, andrà a rubarlo, cioè è una roba pazzesca quanto siamo responsabili di questo. Ed è inutile scriverlo nei libri troppo tardi. Il nostro libro che scriviamo ogni giorno è il comportamento, non per noi che siamo già postumi, ma per quelli che sono lì come le spugne e aspettano il nostro boccone, no? di intelligente comportamento. Diceva Borges, poi io sono andato fuori tema ma ormai non mi interessa, diceva Borges: tutti i bambini sono buoni e intelligenti, tutti, e geniali, diceva Borges, finché non cercano la mediocrità imitando gli adulti. Ecco il punto, e nella maggior parte dei casi la trovano.